Rateizzazione fino a 4 anni delle bollette per le imprese, superbonus che viene prorogato per altri 3 mesi nel 2023, poi sarà al 90%, però con alcuni paletti per chi vive nelle villette, nelle unifamiliari, invece resterà per quanto riguarda i condomini, e poi i contanti che andranno da 2 a 5 mila euro. Diciamo che queste sono in poche parole, anche se bisognerebbe un po' allungare e cercare di capire al meglio, ma il tempo è tiranno, le principali disposizioni del decreto aiuti. Ne parliamo stasera con Graziano Tilatti, che è il presidente regionale di Confartigianato. Buonasera, grazie per essere venuto a trovarci. Grazie per l'invito. Allora, Tilatti, ne parleremo con lei, sentiremo anche, oggi c'è stato il congresso della FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari, della provincia di Udine, ha tratto un po' le conclusioni, o meglio il bilancio per quanto riguarda il primo semestre delle compravendite. Vi dico già che vanno molto molto forte, si sta poco a vendere una casa, così almeno si dice, però è vero anche che il valore delle case è aumentato e c'è anche il riscoperto della seconda casa. Però è un bilancio, possiamo dire, Tilatti, a ombre e luci, no? In questo caso. Luci perché appunto perché una casa è più quotata grazie a queste situazioni con il super bonus, ombre perché c'è sempre l'inflazione di mezzo, c'è il caro materiali che pesa, immaginiamo anche voi costruttori se ne siete colpiti, e poi ci sono altri tipi di problematiche, anche le stesse norme che arrivano, posso dirlo, all'ultimo secondo. Qua in Italia siamo abituati sempre all'ultimo secondo a trattare tutto come un'emergenza, vero? Sì, anche perché magari trattare tutte queste cose fino all'ultimo minuto sortissero l'effetto della capacità dimostrata dagli italiani nell'emergenza, perché nell'emergenza siamo dei campioni. Nella gestione dell'ordinario, della quotidianità perdiamo alcuni colpi, no? E allora, tornando al tema della casa, certo ci fa piacere che in parte abbiano recuperato dei valori che in questo decennio avevano perso. Dall'altra c'è il timore anche dell'inflazione, di questa ulteriore sfida, di questa ulteriore tensione che si crea sul mercato per effetto poi di queste spinte speculative a questo punto, no? Perché il mercato drogato anche dalla grande richiesta concentrata in pochissimo tempo, e quindi è una preoccupazione del mondo del comparto delle costruzioni, e quindi si riverbera anche sulle famiglie, perché onestamente ha ridotto il potere di acquisto delle nostre famiglie, e quindi non ha aiutato e non aiuterà i consumi. Quindi è un momento in cui dobbiamo riflettere, e queste misure oggi varate dal governo, che credo che abbiano fatto tutto ciò che era possibile, perché la coperta non è granché lunga, però per le piccole imprese, io parlo per le piccole imprese, quelle imprese sia pur piccole ma che sono energivore, cioè questa dilazione, ebbene c'è una possibilità, però la dilazione del pagamento delle bollette non fa altro che aumentare il debito e allungarlo nel medio-lungo termine, ma se tu non hai la marginalità, perché l'aumento di questi costi spropositati delle bollette ha eroso, è chiaro che alla fine è una misura tampone, e bene quello che ha fatto il governo, bene quello che ha fatto la regione, con questi contributi alle attività, ma bene anche quello che si è fatto nei confronti delle famiglie, riducendo gli oneri di sistema, riducendo l'IVA, però questi costi alla lunga non sono sostenibili, in particolare per le famiglie, ma anche per le imprese. Quindi praticamente possiamo dire che questi aiuti, va bene, ci sono adesso, ma le bollette bisogna pagarle. E forse un tetto al gas, quello serve di più rispetto io credo che qui, a un tetto alle bollette. Ecco, l'Europa non ha dato prova di unità di intenti in questo grande tema energetico. Non lo dà nella programmazione settennale, perché alcune azioni devono essere fatte insieme, non lo dà anche negli acquisti, perché ognuno va ad acquistare per conto suo, non si dimostra solidale, e credo che in questa solidale con i paesi che hanno più difficoltà a reperire
l'energia o il gas. E quindi io credo che un'unità di intenti dell'Europa avrebbe già spento questa spinta speculativa. Certo è che probabilmente fare queste misure avrebbe colpito gli interessi di qualche Stato membro e quindi non si fa. Ora, al governo in questo momento non si poteva chiedere altro, perché siamo in prossimità di scadenza, di fine anno, deve essere preparata la finanziaria, diciamo con i soldi che avevano non è che potessero fare grandi cose, però diciamo nel prossimo anno e nella finanziaria può essere impostata un'azione di queste misure che potrebbero veramente traghettare non il comparto dell'edilizia, ma rendere l'Italia meno dipendente da fonti fossili, più attrezzata sotto il profilo delle energie rinnovabili e più risparmiosa, che il risparmio è la prima fonte rinnovabile, di energia rinnovabile. Presidente, anche voi telespettatori, ascoltiamo cosa ci dice Luca Maccoratti, che è Presidente provinciale della FIAIP, agenti immobiliari. Vediamo che bilancio ci arriva da questo fine anno, potremmo dirlo, di compravendite. Luca Maccoratti, Presidente provinciale della FIAIP, facciamo appunto un po' sul mercato, a ombre e luci? Ombre e luci, giustamente, come in questo periodo si riesce a rilevare. Ecco, diciamo che abbiamo chiuso un 2021 molto luminoso, i dati sono andati molto bene, come lo sapete anche li abbiamo presentati nel Borsino. Oggi facciamo questo incontro qui in Sala Valduga per analizzare l'andamento del primo semestre del 2022, andamento molto positivo, molto positivo. Molto positivo in quanto per quanto riguarda case nuove, case vecchie, ci sono varie differenziazioni? Allora, in generale il primo semestre di quest'anno si conclude con una media del più 5% della provincia di Udine e del più 7% nel capoluogo friulano, quindi nella città di Udine, rispetto al primo semestre del 2022. I tagli che vanno ancora di più sono ancora la casa indipendente col giardino, ci sono ancora dei retaggi mentali del Covid molto forti. E il mercato è stato modificato anche oltre che dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina, e tendenzialmente la guerra ha portato un investimento sulle seconde case, quindi anche i tagli dei mini appartamenti, il mini appartamento si torna a vendere molto bene. Ecco, per quanto riguarda mare, montagna, ci sono altre differenziazioni? Sì, Lignano benissimo, Lignano la fa da regina, e per quanto riguarda la montagna friulana, Sappada. Sappada è un po' la perla del Friuli per quanto riguarda il turistico montagna. I bonus hanno dato una mano? I bonus hanno dato una grandissima mano, sia gli incentivi regionali, quindi il contributo prima casa, sia gli incentivi nazionali, detti gli incentivi Draghi, che riguardano l'acquisto degli Under 36. Sì. I prezzi sono in aumento? Notiamo una tenuta dei prezzi con un aumento medio che va dal 3 al 5% a seconda delle tipologie, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, il 5% sui mini appartamenti, sui tagli piccoli da investimento. E ci sono ancora delle realtà su cui il prezzo tiene e non aumenta, pensiamo agli appartamenti in condomini, ai grandi condomini. C'è una leggera flessione, riteniamo c'è stata una leggerissima flessione negli appartamenti, nei fabbricati numerosi, quindi in realtà condominiali fuori dal centro cittadino. Il futuro come lo vedete? Secondo noi ci sarà una tenuta. Dai dati che abbiamo ci sarà una tenuta, non parleremo di aumenti nel prossimo anno, lo vedremo poi nei grafici, ci sarà una tenuta. Chiedete qualcosa alla politica? Sì, continuare con il sostentamento sulle agevolazioni prima casa sicuramente, detassare per quanto riguarda gli affitti delle seconde case, andare a detassare, andare a imparare la cedolare secca anche sulle attività commerciali, e a livello nazionale cercare di tenere sicuramente tutti i bonus che sono stati dati agli Under 36. Super bonus per altri 3 mesi può andare bene questa proroga? Sì, può andare bene, l'importante è che ci sia chiarezza. E la chiarezza è fondamentale in qualsiasi aspetto della vita quotidiana, nell'edilizia ancora di più. Ecco, abbiamo sentito Tilatti, di volete che ci sia chiarezza perché i bonus hanno dato una grande mano, queste sono le parole di Maccoratti. Effettivamente è andata così? Hanno dato una grande mano al comparto dell'edilizia, nonostante diciamo, le difficoltà iniziali di carattere burocratico, di carattere interpretativo. Credo che questi bonus, dopo potremo discutere delle intensità, ma credo che questi vanno nella direzione giusta, perché permettono
alle case di diventare meno energivore e poter risparmiare, meno inquinamenti, e permettono anche di accompagnare quella fase di transizione ecologica. Quindi, ma questi 3 mesi di proroga e questo abbassamento dal 110% al 90%, snaturando un po' quello che era il classico super bonus iniziale, la proroga viene per completamento dei lavori in corso. La riduzione dell'intensità della misura dal 110 al 90% credo sia una cosa equa, che quello che noi ci auguriamo che nella finanziaria si pongano le basi per un processo, magari una programmazione decennale, quindicennale, come si facevano i piani casa, dove a questo punto in 10 anni, in 15 anni recuperiamo sotto il profilo energetico tutti i nostri fabbricati, e anche sotto il profilo riduciamo il rischio sismico, che va anche questa è una misura importante. Ma come si fa, Presidente, se si dice, l'ha detto anche Giorgetti o la Meloni stessa, che ha creato un buco da 32 miliardi alla fine? No, allora, alla fine la misura del super bonus è stata introdotta in un momento per dare uno shock a un comparto che era da 10 anni che era fermo, era in crisi profonda. Oggi, alla luce dell'esperienza che abbiamo fatto, possiamo anche programmare un piano decennale di riqualificazione, come sono stati fatti i diversi piani casa negli ultimi 50 anni, e quindi, avendo adesso un'esperienza, quindi si riesce a capire, mettere dei paletti, si riesce anche, e quindi non c'è questa necessità di fare tanti lavori in poco tempo, quindi creare queste bolle speculative, si aumentano i controlli, perché è giusto che queste risorse che lo Stato mette a disposizione debbano dare dei risultati. Credo che va valutata in quel contesto la misura, quindi le dichiarazioni di Giorgetti di oggi hanno fotografato una situazione, però questa situazione può diventare da oggi che oggi è stata impegnativa sotto il profilo finanziario, può diventare virtuosa se programmata bene e diluita nel tempo, dando così alle famiglie il tempo di poter fare delle progettazioni buone, di fare ricorso a imprese serie, e quindi anche la richiesta di materiali diluita nel tempo non può ripetere il fenomeno della bolla speculativa che si è verificata. Allora, andiamo in pubblicità e poi riprenderemo con un'altra parte dedicata alla questione super bonus, costruzioni e appunto decreto aiuti, ma quello che sentirete tra poco è che queste agevolazioni fiscali hanno indotto anche tanti friulani a ripensare al proprio lavoro, a riscoprire una professione che è quella del muratore. Eccoci nuovamente con Screenshot, seconda parte, dedicata, lo vedete anche dal titolo, decreto aiuti e super bonus. Parliamo delle manovre del governo Meloni e abbiamo qui insieme a noi, vicino a noi, Graziano Tilati, presidente di Confartigianato. Abbiamo sentito un po', analizzato anche il mercato immobiliare con il convegno oggi della FIAIP, mercato immobiliare che vola grazie a queste agevolazioni, ma volano anche altrettanto delle professioni che vengono riscoperte, come quella del muratore, come quella dell'edile, e sentiamo appunto su questo il direttore del Centro Edile Formazione e Sicurezza. Poi Tilati trarremo anche le varie conseguenze, perché i dati sono abbastanza sorprendenti, magari gli faranno anche piacere. Sentiamo. Loris Zanora, Centro Edile Formazione e Sicurezza, direttore. Ci può dire esattamente come vengono formati i vostri ragazzi e soprattutto ci sono ragazzi per questo settore che è in continua espansione anche grazie ai bonus? Sicuramente la difficoltà a intercettare ragazzi è nota. Comunque i nostri ragazzi che escono dalla scuola dopo il triennio o dopo anche il diploma hanno la possibilità di scegliere tra 4 imprese o 4 studi professionali dove andare a lavorare, quindi a livello locale un dato del 400% di placement. A livello regionale, da un'indagine che abbiamo fatto assieme alle casse edili, emerge che in questo periodo la necessità di manodopera sul territorio è quella di 300 operai e 100 tecnici, quindi un dato questo molto importante. Ultimo dato di analisi a livello nazionale:
è una previsione che nei prossimi 10 anni andrà in quiescenza il 50% della popolazione che opera i cantieri. Quindi anche qua bisogna assolutamente trovare rimedi e essere pronti per le sfide che ci presenta il prossimo futuro. Le due leve che io dico assolutamente dobbiamo cavalcare è l'innovazione tecnologica e quindi tutta la strumentazione che va droni, BIM, BEM, realtà aumentata, realtà virtuale, entrano quotidianamente nel linguaggio e noi come scuola edile dobbiamo formare i ragazzi per usare appunto la tecnologia, le competenze anche del fare coniugata con la testa. Cosa si fa esattamente nella scuola? Cosa si impara anche per invogliare questi ragazzi? Si parla tanto di orientamento in questo momento, al momento giusto, per far capire quanto la sicurezza anche nell'edilizia sta andando avanti. Allora, la nostra scuola forma leve dai 14 ai 65 anni. Cosa vuol dire? I ragazzi in uscita dalle medie possono frequentare da noi un percorso di qualifica triennale di operatore edile o di operatore artistico. Questo particolarmente vocato anche per il femminile, dove in Italia stenta a decollare, mentre abbiamo realtà a livello europeo e internazionale di tutt'altro rilievo. Dopodiché abbiamo il diploma di tecnico edile più specializzato e tutti i corsi post diploma post laurea essendo centro regionali FTS edilizia manifattura artigianato. Quindi abbiamo il polso della situazione, quelle che sono le esigenze del mercato, delle imprese, degli studi e cerchiamo attraverso queste specializzazioni di offrire una competenza specializzata, sempre con l'attenzione alla sicurezza in quanto noi siamo anche comitato paritetico per la sicurezza e quindi svolgiamo un'attività di consulenza e assistenza nei cantieri, oltre a tutti i corsi sulla sicurezza. Ma gli italiani, le famiglie italiane che mandano i loro ragazzi, credono nell'edilizia? Allora io oggi sono molto entusiasta in quanto abbiamo 18 ragazzi in prima di cui 16 sono italiani. Quindi abbiamo lavorato, hanno aiutato i bonus, gli incentivi, il marketing, la qualità della formazione che facciamo ha portato questo risultato e di cui ne vado fiero. Al SAIA Bologna abbiamo portato a rappresentare il Friuli Venezia Giulia una coppia di allievi junior e una coppia di allievi senior e si sono aggiudicati il terzo posto e il secondo posto a livello nazionale. C'è un ottimo risultato, vuol dire la qualità della formazione che mi sento di condividere con il territorio. C'è una riscoperta quindi praticamente di questo mestiere che qualcuno magari diceva di classe B a un certo punto, preferisco andare a fare l'avvocato piuttosto che fare degli studi umanitari che poi faccio all'università e invece adesso si punta più sulla professionalità. È un mestiere in evoluzione diciamo e dove necessariamente coniuga testa con intelligenza nelle mani. Dico sempre io, non è un mestiere per allievi, per persone in parcheggio, è un mestiere per una professionalità dinamica che vuole imparare a fare in quanto il cantiere è molto dinamico. Le lavorazioni sono in continua evoluzione ma anche diverse e quindi molto molto affascinante. Una cosa è certa, che chi entra in edilizia difficilmente cambia mestiere. Questo ha un significato. Oggi come oggi la tecnologia aiuta molto, quindi non possiamo più continuare a pensare come un retaggio del passato, lavoro faticoso, lavoro pesante. Se uno utilizza la testa e la strumentazione è molto alleviato e quindi grandi opportunità per tutti. Non temete bolle speculative insomma, nel settore, perché magari con i bonus e poi alla fine scompaiono del tutto. Certo. Con i dati che ho detto prima, comunque sia, la necessità di manodopera qualificata, specializzata ci sarà sempre. Per il futuro cosa intravede? Allora, una cosa che mi preoccupa un attimino il tasso di natalità che va scemando, quindi a livello di formazione dovremmo attenderci un calo della popolazione scolastica, ma io assolutamente punto sulla specializzazione, innovazione e soprattutto anche portare i nostri ragazzi con progetti europei in dinamiche diverse, confronti che
aprano un attimino il mindset e la mentalità, che questo è importante nella vita. Quanto è importante lo stage durante l'azienda, in azienda anche? Per noi lo stage è fondamentale, lo stage è un accompagnamento al percorso di studi. Quello che noi cerchiamo di monitorare le aziende, monitorare lo stagista durante il percorso, facendo dell'alternanza. Cosa vuol dire? I ragazzi non vengono lasciati fino a se stessi in cantiere, ma durante la settimana fanno alcuni giorni di stage, alcuni giorni a scuola, in modo che il contatto continuo con l'impresa, col ragazzo, a livello anche di prevenzione, oltre che di formazione. Le chiedo questo, direttore, perché ovviamente erano venuti fuori anche alcune problematiche, no? Con incidenti, infortuni, insomma, che hanno riguardato i ragazzi. Voi vi sentite di dire praticamente che questo è fatto tutto in sicurezza? I ragazzi sono seguiti, ecco. Allora, noi cerchiamo assolutamente di avere tutti i presupposti per poter lavorare e mettere i ragazzi in sicurezza, e quello che a mio avviso occorre una cultura del lavoro sulla sicurezza. Si parla tanto di cultura della sicurezza, in realtà bisogna noi quello che cerchiamo di imprimere sui ragazzi, una cultura del lavoro in sicurezza. Questo fa tanto, ma già dalle giovani età. Questo ha notato magari anche ultimamente dopo infortuni di alcuni ragazzi purtroppo mortali in questo? Assolutamente sì. Ha sentito Tilatti? 16 friulani su 18, 16 ragazzi su 18 sono friulani nel primo anno di corso al CEPS. Beh, questo è il primo anno che capita e quindi è una notizia positiva per il comparto delle costruzioni, e devo dire che se il buongiorno si vede al mattino questo è un buon segnale. Poi alla fine, sentendo le parole del direttore, che noi condividiamo, perché oggi il lavoro dell'edilizia non è il lavoro di una volta, dove c'è molta tecnologia, deve essere molta capacità, e devi avere anche grandissime cognizioni anche di disegno, di utilizzo, perché oggi l'attrezzatura è tecnologicamente avanzata, e quindi c'è l'inserimento anche nelle varie professioni che ruotano intorno del digitale, ma c'è anche una componente umana, diciamo di soddisfazione, perché tu vedi, cioè dallo scavo cresci, vedi un'opera realizzata e la vedi anche realizzata dal disegno, dal disegno tridimensionale, la riporti nella realtà. Rubo le parole magari del direttore, ha usato 3 parole: l'intelligenza delle mani. Sì. E quello vuol dire tutto, cioè la parte cognitiva con la parte del fare. Perché ci sono delle lavorazioni che secondo me, per quella che è la mia esperienza, che diciamo sono diversi anni che frequento il cantiere, alcune cose si possono fare solo con le mani, e lì ci sta l'abilità di queste persone, perché un lavoro fatto bene e fatto male, diciamo, si sta allo stesso tempo, però il lavoro fatto bene dà qualità all'immobile, dà qualità all'opera che stai realizzando. Ecco, e quindi ci vuole l'intelligenza declinata sulle mani, e l'attenzione e la voglia di fare. Credo che questa sarà una professione che nel tempo darà molte soddisfazioni a chi vorrà farlo. Denatalità permettendo, purtroppo. Certo, questo purtroppo è il Concludiamo dato. con quello, un dato più brutto dato forse di questa puntata, ma forse credo che sia la vera piaga. Credo che sia la vera piaga, anche perché diciamo, tutte le politiche che si fanno, tutte le politiche di solidarietà, di promozione della società, hanno bisogno di un certo numero di persone per poterle sostenere. Purtroppo siamo in una decrescita, che io non vorrei, come qualcuno teorizza, una decrescita felice, e quando tu non hai ricambio generazionale, in particolare nelle aziende artigiane, che non avviene più nemmeno fra padre e figli, non avviene neanche col primo capo officino, il capo cantiere che prendeva in mano, e non vedi volti nuovi, giovani, che magari sbagliano, ma però portano ogni volta una ventata di novità e portano avanti il ciclo economico. Questo, ecco, credo che qui il governo e chi ha il compito di decidere dovrà fare attenzione a una politica sulla demografia, sulla famiglia, che alla fine è iniziata oggi, che non possiamo più procrastinare, ma ci darà i risultati fra circa 20-25 anni.
Grazie Tilate per essere venuto in trasmissione, grazie per il suo intervento. Bene, noi abbiamo concluso qui, ci vediamo la prossima settimana come sempre a partire da mercoledì con Screenshot. Grazie, arrivederci.